Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Catturato nella notte il detenuto in fuga dal Tribunale di Trapani, a tradirlo l'incontro in auto con la moglie nelle campagne di Xitta. I carabinieri la seguivano da alcune ore. Stazionarie nell'estrema gravità le condizioni del turista polacco aggredito e rapinato del cellulare in centro a Catania. Si cerca ancora l'autore del gesto. La comitiva con la quale l'uomo era giunto in Sicilia ha lasciato il B&B che l'ospitava. La riviera ionica del Messinese primeggia per numero di bandiere blu nell'isola. Racchiusi in 10 chilometri di costa, 4 degli 11 riconoscimenti per la qualità delle spiagge. La notte dei musei cattura l'interesse di molti visitatori. Tanti giovani hanno preferito l'arte alla discoteca del sabato sera. Il tempo incerto non scoraggia il popolo della Corri. Catania ha confermato il grande successo per l'ennesima edizione della Stracittadina che coinvolge le famiglie. Calcio, oggi alle 16 il Catania in campo al Massimino contro il Sorrento per la prima della Pool Scudetto, la diretta su Telecolor a partire dalle 15:30. Il Palermo perde a Cagliari ma può ancora correre per i play-off. A Messina è festa per la salvezza raggiunta. Ancora buongiorno, si trova rinchiuso da questa notte nel carcere di Trapani Francesco Adragna, il pregiudicato che venerdì era evaso dal Tribunale di Trapani dove era in attesa di udienza. Carabinieri e polizia penitenziaria lo hanno catturato nella notte a Xitta in una contrada di Trapani seguendo la moglie che gli stava portando beni di prima necessità. Laura Spanò. È finita alle 2:50 di stanotte, dopo 40 ore di ricerca, la fuga di Francesco Adragna, il detenuto che venerdì mattina era evaso dal Tribunale di Trapani dove era stato condotto dal carcere di Agrigento per un'udienza. Il fuggitivo è stato rintracciato dai carabinieri del comando provinciale della polizia penitenziaria nelle campagne di Xitta alle porte di Trapani mentre si incontrava con la compagna che da ore veniva monitorata dalle forze dell'ordine. Adragna si trova già rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. L'imponente dispiegamento di risorse messe in campo da carabinieri e polizia penitenziaria ha permesso di setacciare palmo a palmo tutti i quartieri e luoghi dove Francesco Adragna avrebbe potuto trovare appoggio sia in città ma anche nell'Interland. Eseguite numerose perquisizioni, posti di blocco, pattugliamenti, mentre gli investigatori monitoravano con attenzione i movimenti dei numerosi familiari e amici del detenuto evaso. La pressione esercitata ha indotto infatti la moglie a muoversi per aiutarlo, vista la necessità di un supporto logistico. La donna ha raggiunto così il fuggitivo nell'agro trapanese per portargli beni di prima necessità. Carabinieri e agenti del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria l'hanno seguito fino a quando non si è incontrata nella notte con il 35enne in aperta campagna. Appena ricercato è salito sull'auto della moglie e scattato il blitz. Adragna ha provato nuovamente a scappare ma senza successo grazie alla prontezza del personale intervenuto. Venerdì mattina era arrivato a Trapani scortato dal carcere di Agrigento dove era recluso perché doveva comparire come imputato davanti al giudice monocratico del tribunale, imputato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Si trovava al primo piano del tribunale in una camera di sicurezza attigua all'aula dove doveva essere celebrato il suo processo. Non aveva manette a causa di un braccio ingessato. Mentre lui si dava alla fuga, il giudice che avrebbe dovuto giudicarlo chiamava il processo dando atto del necessario rinvio per sopraggiunta evasione dell'imputato. Torniamo sulla rapina violenta a Catania. Sono gravissime ma stazionarie le condizioni del turista polacco aggredito e rapinato del cellulare. La polizia sta cercando l'aggressore e i residenti del centro storico, li abbiamo sentiti sul tema della sicurezza, dicono così si scoraggia il turismo a Catania. Giusy Lazzara. Le sue condizioni sono gravissime ma stazionarie. È sedato farmacologicamente il turista polacco di 35 anni aggredito e derubato del suo smartphone in pieno centro venerdì sera a Catania. Il delicato intervento chirurgico alla testa nell'ospedale Garibaldi e il trasferimento in rianimazione segnano l'epilogo di una rapina violenta. Violenta come la città anche di notte allo sbando. Le volanti della polizia sono intervenute poco dopo la richiesta di aiuto di un residente della zona, ma l'aggressore, forse un extra
extracomunitario è riuscito a fuggire dopo aver rubato il cellulare. Secondo le prime indagini, il turista è stato colpito più volte con calci e pugni, è tramortito e caduto a terra battendo la testa. Adesso gli agenti della squadra mobile stanno esaminando le immagini della videosorveglianza tra via Neve all'angolo con via Penninello, vicino a piazza Stesicoro, in pieno centro storico, per ricercare indizi e risalire così all'aggressore. C'è anche l'amarezza del gestore del B&B che ospitava la comitiva di polacchi, tutti giovani, che erano appena arrivati in città. Per loro il ritorno in patria, racconta il titolare della struttura, dove la notizia dell'aggressione ha destato scalpore ed è stata ripresa anche dai media. Sono andati via impauriti, aggiunge, un brutto segno per l'intera città e per noi operatori turistici, alle prese con l'abusivismo e l'assenza di sicurezza soprattutto in centro. E proprio i comitati dei residenti del centro storico da anni denunciano lo stato di degrado e abbandono che ora rischia di pesare anche su chi viene in vacanza. Questi episodi potrebbero scoraggiare il turismo, così come scoraggiano da anni la frequentazione nelle ore serali da parte di famiglie di Catania del centro storico. Quindi in una città che offre tanto potremmo, per una crescente violenza al centro storico, registrare una riduzione di una delle fonti più importanti anche di tipo economico, che è quello turistico. E da anni i comitati denunciano anche la richiesta di una presenza più costante di servizio d'ordine delle forze di polizia. L'assegnazione delle bandiere blu in Sicilia, torniamo sull'argomento, lo ricordiamo, sono state confermate 11, ma 4 in circa 10 chilometri sono quelle della costa messinese, che si candida a diventare una vera e propria riviera blu. Sentiamo Francesco Triolo. L'idea di una riviera blu è più attuale che mai. La costa ionica del Messinese ha fatto anche quest'anno il pieno di bandiere blu, il riconoscimento della ONG danese FI che premia le spiagge più sostenibili. Da Litterme a Santa Teresa di Riva il vessillo tornerà ad essere ben esposto sui lungomari nella prossima stagione estiva che partirà a breve. 4 bandiere blu in poco meno di 10 chilometri. Non è certo una novità e la soddisfazione è doppia perché rappresentano tutte delle conferme. Da Santa Teresa di Riva, che ha fatto da apripista nel 2017, ad Alit Terme con Roccalumere e Furcisiculo, che ha raggiunto il bis dopo il riconoscimento del 2022 alla prima candidatura. Tutti i paesi della Riviera Ionica hanno lavorato per implementare i servizi sulle spiagge e sui lungomari, rispettando criteri di gestione del territorio, con l'obiettivo di diffondere buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Gioiamo ancora di più anche perché non solo la nostra comunità ma anche gli altri comuni del comprensorio sono riusciti nuovamente a riconfermare questo riconoscimento, e questo ovviamente gratifica il lavoro che con grande impegno la comunità di Santa Teresa di Riva ha portato avanti, che è stato seguito da altri e che speriamo possa proseguire anche nei prossimi anni per avere una riviera ionica sempre più blu e per avere ovviamente una qualità dei servizi delle nostre spiagge, del nostro mare, che sia sempre migliore e al top. La soddisfazione è doppia perché l'essere stati riconfermati vuol dire che abbiamo lavorato bene e che stiamo avviando un percorso virtuoso per la nostra comunità, da condividere con i nostri concittadini, con gli operatori turistici. Più servizi per i cittadini e turisti significa più sviluppo per il nostro territorio. Adesso, in vista della stagione estiva, bisognerà migliorare ulteriormente le strade litoranee e gli arenili per renderli più accoglienti ai visitatori. La stagione turistica partirà a giugno, ma c'è già un appuntamento che servirà per diffondere l'educazione ambientale. Il 4 giugno prossimo, sulle spiagge di tutto il comprensorio, si terrà la giornata ecologica Plastic Free. 8 comuni, grandi e piccoli, per una giornata all'insegna dell'ambiente, perché qui spiagge e mare possono rappresentare un volano per il turismo e vanno salvaguardati. E l'Etna si è fatto sentire quest'oggi alle 8:36 con una esplosione prodotta dal cratere di sud-est che ha generato una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale. A comunicarlo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Non sono comunque seguite ulteriori esplosioni. Adesso una pausa, torniamo tra poco.
tornati in studio ed è stato grande successo per la notte europea dei musei, tanti siti aperti in Sicilia. Noi siamo andati a Siracusa alla scoperta del Parco della Neapolis. Tanti i giovani che hanno preferito la cultura alla discoteca del sabato sera. Francesco Aloi. Ok, quanti siamo? 5, quindi sono 5 biglietti. €1 per un biglietto. Nella notte europea dei musei, famiglie e gruppi di amici hanno scelto la cultura. Dal palermitano al catanese, molti i siti che hanno aderito all'iniziativa. Qui siamo a Siracusa, nel Parco della Neapolis. Per noi è la prima volta venire di sera, vedere tutto illuminato, è molto suggestivo. Una cosa che dovrebbero fare tutte le settimane, diciamo, per il turismo che abbiamo a Siracusa. Era parecchio, non venivo, da ragazzino non si è apprezzato come si è apprezzato ora. Mai visto di sera, spettacolare, veramente. Promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale. È questo l'obiettivo dell'evento, giunto alla 19ª edizione. Posti che solitamente sono aperti di giorno, li apriamo appunto di sera per poter consentire questa nuova visione molto suggestiva, sicuramente molto bello anche per quelli che conoscono già questi posti. Così al sabato sera in discoteca molti giovani hanno preferito qualcosa di diverso, un tuffo nella storia. Abbiamo saputo che c'erano i musei aperti e quindi siamo venuti anche qui a visitare. Molto bello, caratteristico, non l'avevo mai visto col buio. Visto che c'è questa occasione si sceglie di passarla qua. Dentro l'orecchio di Dionisio qualcuno gioca con le ombre, qualcun altro scatta un selfie di gruppo. Bello il selfie, cioè l'orecchio di Dionisio 2.0. Loro due ne approfittano per un abbraccio davanti alla grotta dei Cordari. Le luci rendono tutto ancora più suggestivo. È una gioia vederlo adesso, senz'altro di notte. È un'altra cosa rispetto a vederlo di giorno. Ne vale la pena. Da dove arriva? Da Siracusa, almeno così ce lo godiamo un pochettino. Io torno qui dopo 40 anni ed è sempre uno spettacolo. Anche se è maggio, il clima è un po' autunnale, ma la pioggerellina non ferma nessuno. La cultura vince. Ed è di tutt'altro tenore, direi tenore opposto, la notizia che vi leggo. Hanno occupato con un banchetto i 4 canti dello storico quadrilatero nel centro di Palermo per una festa di matrimonio. Lo vedete in questa foto, tra lo stupore di passanti e commercianti. Un abuso per l'assessore comunale Maurizio Carta, che ha allertato gli agenti della polizia municipale, intervenuti immediatamente. Sono così state identificate le persone che hanno occupato il suolo pubblico, peraltro in una zona monumentale della città senza alcuna autorizzazione. Andiamo a Catania perché è stata grande festa di sport e solidarietà in via Etnea per la 15ª edizione della Corri Catania, la corsa camminata che ogni anno richiama migliaia di persone ai blocchi di partenza. Vediamo com'è andata con Eva Spampinato. La fanfara dei bersaglieri catanesi ha fatto da apripista al popolo delle magliette bianche, che pian piano si è radutato prima in Piazza Università e poi in via Etnea per prendere parte alla 15ª edizione di Corri Catania, la corsa camminata di beneficenza che quest'anno devolverà il suo ricavato alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di un'auto medica. L'anno scorso è stato finanziato un motore solidale, quest'anno grazie alla macchina riusciamo ad arrivare sul territorio a tutte quelle persone che per diverse disabilità legate a patologie o ad anziani non si possono spostare, non possono giungere all'ambulatorio. Grazie alla macchina acquistata Corri Catania andremo lì dove c'è bisogno. Corri Catania batte il maltempo, l'entusiasmo, la passione, la gioia e la voglia di fare solidarietà non mancano. Quest'anno si entra dentro la Villa Bellini. Sì, questa meraviglioso polmone verde, e ci sarà circa 1 chilometro all'interno della villa. Il cielo grigio e la minaccia di pioggia non hanno scoraggiato la gente. Famiglie con bambini, passeggini, carrozzine, cani, atleti ed ex atleti, scolaresche. Un po' di riscaldamento dobbiamo ci vuole. Riscaldarlo, siamo ex atleti, perciò ma molto ex. E anche con i bimbi piccoli, stiamo attenti però, sì, con la manina. Ci riscaldiamo, noi veniamo da Gela. Venite ogni anno? No, è la nostra prima esperienza. È la prima volta per me questa. E niente, non vedo l'ora. Non posso correre, non ce la faccio più. Una volta correvo quando ero ragazza, ora sono più grande. Però sono contenta di questa manifestazione. Ecco lo spirito che contraddistingue la manifestazione. Mattina presto, sveglia, colazione, ci proviamo tutti quanti con entusiasmo, prendiamo la metro per evitare di lasciare la macchina in centro e poi siamo qui.
Poi si festeggia la mamma? Sì, già tutto pronto. E le sue bimbe sono cresciute insieme alla Corri Catania. La loro crescita è scandita anche dalle foto del Corri Catania, quindi. Tutti i numeri 11 da che anno? Dal 2010, dalla seconda edizione. Alle 10:15 il via. Nessuno scatto, ma un incedere deciso verso la meta, la solidarietà. E prima di fermarci ancora ci occupiamo della nostra programmazione serale, perché oggi in diretta alle 20:45 nuova puntata di Il Punto, l'approfondimento politico di Telecolor curato e condotto da Luca Ciliberti, realizzato oggi negli studi del Parlamento Europeo di Strasburgo. Al centro del dibattito con i parlamentari siciliani i temi europei a forte impatto sull'isola, come immigrazione e politiche comunitarie legate all'energia. Il programma andrà in onda, lo ricordiamo, anche in streaming su lasiciliaweb.it. Adesso una pausa, poi un'ampia pagina dedicata al calcio. Il calcio in chiusura di Telegiornale, iniziamo con il Catania che comincia oggi la sua corsa allo scudetto dei dilettanti. I rossazzurri infatti al Massimino ricevono il Sorrento. Calcio d'inizio alle 16 con diretta su Telecolor a partire dalle 15:30. Ci dice tutto il nostro Marco Carli. Centrato con successo il primo e più importante obiettivo stagionale, cioè il ritorno fra i professionisti, il Catania può inseguire lo scudetto. Cominciano domenica i 3 triangolari che fra le 9 vincitrici dei gironi di Serie D designeranno le 4 semifinaliste. Il Catania è nel girone 3, si parte dal Sorrento, di scena al Massimino nel primo match. Poi tutto dipenderà dal risultato della prima sfida. Se il Catania vincerà, sarà di scena il 21 maggio sul campo della vincente dello spareggio fra Brindisi e Cavese. Se i rossazzurri non dovessero riuscire ad imporsi contro i rossoneri sorrentini, la sfida con i brindisini o i cavesi si giocherebbe mercoledì 17 maggio. Obiettivo, come detto, le semifinali e la finalissima in campo neutro del 10 giugno che assegnerà il titolo di campione d'Italia fra i dilettanti. Siamo contenti e orgogliosi per quello che abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo fatto 31 punti sopra la seconda, abbiamo fatto tante cose importanti, però adesso è bello, no? Affrontare le squadre che hanno vinto un campionato come il Sorrento, che è una squadra giovane, una squadra che gioca bene. Le scelte di Ferraro sono quelle che hanno caratterizzato la stagione, fatti salvi gli infortunati Somma e Chiarella. Ritorna Jefferson ma non da titolare, Rizzo è pronto a riprendersi un posto fra gli 11, mentre l'attacco sarà over con Sarao, Russotto e De Luca, a sinistra in difesa Boccia favorito su Pedicone. La partita fra Catania e Sorrento sarà in diretta su Telecolor. La nostra emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere le partite della prima fase di post-season. Alle 15:30 si parte con il pre-gara per chiudere con le interviste dopo 3 ore live, fruibili anche in modalità pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. E nonostante la sconfitta contro il Cagliari, il Palermo è ancora un po' padrone del suo destino. I rosanero, che venerdì sera, se vorranno qualificarsi per i play-off, dovranno battere il Brescia. Marco Gullà. Una sconfitta che poteva certamente essere evitata, ma che alla fine non inciderà sul cammino play-off del Palermo. Rosanero che a 90 minuti dalla fine del campionato venerdì sera avranno un altro match point. Basterà battere il Brescia al Barbera per avere la certezza matematica della qualificazione ai play-off. Dicevamo di un Palermo che ieri al Sant'Elia non ha demeritato. La formazione rosanero era anche passata in vantaggio con Segre, ma come ormai da copione è arrivata la rimonta avversaria. Prima Deiola e poi la Padula hanno ribaltato lo score. La prestazione è stata in linea con quella che è stata la crescita della squadra. Abbiamo fatto in uno stadio ostico contro una squadra che ha valori importanti, con personalità, con identità. C'è il rammarico perché in certe situazioni dove potevamo portarla definitivamente alla nostra parte non siamo stati abbastanza capaci e bravi nel farlo. Sicuramente l'espulsione ci ha penalizzato, e su questo un piccolo dubbio, come dicevo ai vostri colleghi, che probabilmente Marconi è vero che fa fallo, ma la Padula da terra lo sbilancia e probabilmente c'era un fallo precedente di la Padula e probabilmente in parità numerica non so come la partita poi sarebbe finita. Ma il paradosso è che anche con il pareggio comunque dovevamo vincere l'ultima partita, dunque la sostanza non cambia. Appunto, vincere l'ultima partita. La qualificazione play-off passa quindi dal Barbera, con i rosanero che dovranno sconfiggere il Brescia, che verosimilmente giocherà i play-out per non retrocedere. Siamo dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti, perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra di grande blasone e
nonostante la sconfitta però siamo dentro i playoff e adesso ci giocheremo tutto nell'ultima partita contro Brescia in casa, dove ci sarà uno stadio dove ci darà una grossa mano. Al Barbera ci sarà Brunori che ha scontato il turno di squalifica, giorni intensi di lavoro per il Palermo che venerdì sera non può fallire. Con la vittoria di ieri nello spareggio play-out contro la Gelbison, il Messina ha ottenuto la seconda salvezza consecutiva in altrettanti campionati di Serie C, sempre con Raciti in panchina. Oltre 5.000 tifosi al Franco Scoglio per la rimonta firmata da un gol del messinese Ragusa. Sergio Colosi. L'anno scorso il gol salvezza contro il Taranto del capitano Pepperizzo. Questa volta un altro messinese, Nino Ragusa, anche lui con la fascia al braccio, ha deciso la sfida dei play-out contro una Gelbison apparsa più squadra. Nel Messina invece hanno brillato le individualità, su tutte quelle del portiere Fumagalli e del difensore Ferrini, nel contesto di un gruppo stanco e logoro dopo una lunga rimonta. 2 salvezze firmate da Ezio Raciti. Devo dire grazie a questi ragazzi, devo dire grazie al pubblico veramente di categoria superiore. Oggi hanno dimostrato che la Serie C per il Messina veramente sta stretta, perché oggi hanno dimostrato tutto il calore, tutto l'amore che hanno per questa maglia. Devo dire grazie per come hanno partecipato. Il capitano Ragusa è decisivo, ma anche motivatore, uomo squadra in una sfida incerta. Ci sono stati piccoli momenti della gara in cui veramente è stata dura, perché comunque la Gelbison è una squadra che si è fatta rispettare sia all'andata che al ritorno, quindi ci sono stati veramente momenti un po' faticosi, ecco, quindi la forza di oggi è stata quella di crederci sempre, di costruire fino all'ultimo, perché anche ai ragazzi dentro prima della partita ho detto che il gol si può fare subito, ma si può fare anche verso la fine, quindi ci voleva comunque equilibrio, ci voleva una forza dentro e una forza mentale troppo grossa per raggiungere questo risultato. Quindi sono soddisfatto della prestazione, ma soprattutto sono soddisfatto di quello che hanno messo in campo oggi veramente tutti i ragazzi che hanno giocato, quindi è stata veramente una gara preparata bene, approcciata bene, e poi come tutte le partite ci sono momenti di difficoltà, soprattutto alla fine. Abbiamo rischiato un po', però alla fine siamo qui a festeggiare, a goderci la vittoria. Messina festeggia e Sciotto riflette. Una squadra più ambiziosa della doppia salvezza raggiunta passa dalla necessità di un forte potenziamento societario. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 di oggi. La prossima edizione, ve lo ricordo, in onda come sempre alle ore 19. Vi lascio naturalmente adesso alla programmazione della rete. Vi ricordo alle 15:30 l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire appunto la prima partita della pool scudetto per il Catania. Ricordiamo un'esclusiva della nostra rete, il fischio d'inizio è fissato alle ore 16. Sarà Catania-Sorrento. A tutti voi una buona domenica.